Buona giornata, bentrovati, buon giovedì. Vediamo subito le principali notizie per quanto riguarda il mondo dello sport. Allora, attraverso la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com, tutto in modalità on demand, le nostre interviste, i nostri reportage, i nostri servizi. Per quanto riguarda invece il digitale terrestre, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24, l'emittente che manda in onda il nostro spazio alle 19:40 ogni sera, nella seconda parte di serata e nella primissima parte di mattinata, la prima replica del giorno. Domenica ritorna la Formula 1, si corre a Marina Bay a Singapore, è la 15ª gara del mondiale e attenzione alle Ferrari. Domenica in pista anche per quanto riguarda il MotoGP, sul circuito di Alcanis si corre il Gran Premio di Aragon, 14ª tappa del Motomondiale. Domenica parte anche il mondiale di rugby in Giappone, domenica esordio dell'Italia contro la Namibia. La gara si potrà vedere, lo ricordiamo, su Mamma Rai alle 7:15 del mattino. In bocca al lupo agli azzurri. Intanto a Bari nel weekend Supercoppa di basket maschile si comincia sabato con Cremona-Sassari e poi Venezia-Brindisi. Domenica le due finali, primo e secondo posto, terzo e quarto posto. Europeo, da un mondiale ad un europeo, l'europeo di volley maschile, l'Italia a Montpellier contro Bulgaria, Grecia, Portogallo, Romania e Francia, e con la Francia si è giocato ieri sera per il predominio e per la prima posizione del girone. L'Italia di Blangini ha perso per 3-1 ed è proprio con Blangini che andiamo a sentire. È tanto triste. Ma no, io cerco di metabolizzare anche gli aspetti gestionali e tecnici, no? Cosa ci ha detto la partita. È chiaro che era una partita contro un avversario molto difficile, molto competitivo, lo sapevamo, come penso lo sapessero loro, e insomma, però chiaramente valeva per l'incrocio, perché questa formula prevede che poi se si superano gli ottavi di finale queste due squadre possano rincontrarsi, però prima bisogna pensare all'ottavo, e quindi sto ragionando su quello che è stata la partita, oltre ad averlo fatto durante, sai, poi finiscono le partite e uno continua a riflettere. Che lì ha usato 12 giocatori, quindi non ti ha fatto vedere tutto quello che era. No, ma quello lo conosciamo. Io credo che abbia limitato soprattutto Engapet e Clevenot nel volerli far giocare, perché non avevano fatto partita in questo europeo, ma essendo la prima partita dopo un lungo periodo di stop, chiaramente non poteva dargli troppo campo, perché la condizione mi immagino sia progressivamente da accettare. Per il resto i giocatori, loro conoscono gli italiani, noi conosciamo i francesi. Come mi ha detto Tilly quando ci siamo scambiati le spilline, per la 50ª volta mi prendo una spillina dell'Italia e ti do una spillina della Francia. Immagini fornite dalla federazione, e vi ricordo che gli azzurri saranno in campo per gli ottavi domenica contro la Turchia e forse martedì rivincita con i francesi. Passiamo al calcio, è ritornata la Champions, e allora dopo i risultati di ieri, Inter Slavia Praga 1-1 e Napoli batte Liverpool 2-0, ieri sera è toccato la Juventus a Madrid, Atletico Madrid 2, Juventus 2, e poi la Atalanta, la Dea ha buscato 4 pappine dalla Dinamo di Zagabria, ed è un bagno di umiltà per quanto riguarda la Dea in questo suo esordio in Champions. Stasera tocca all'Europa League con Cluj Lazio e Roma Başakşehir, questo nome quasi impossibile. Andiamo alla Serie A, domani la quarta giornata con Cagliari-Genoa ad iniziare, poi sabato Udinese-Brescia, Juventus-Verona e il derby in serata tra Milan e Inter. In B, le nostre venete inizieranno a giocare venerdì con Frosinone-Venezia, poi Empoli-Cittadella, Livorno-Pordenone e Chievo-Pisa nell'ordine. La Serie B femminile invece, per quanto riguarda la Permac Vittorio Veneto, prossimo incontro domenica 22 settembre, trasferta a Roma.
la Serie C. Il girone B prevede un turno così per le nostre venete: Arzignano Sud Tirol, Gubbio Lanerossi Vicenza, Virtus Verona Triestina, Padova Carpi. Come vi dicevo ieri, Triestina che sta valutando la situazione di Pavanel dopo un inizio non perfetto e buono per la squadra. Andiamo a vedere quale sarà il nostro campionato, che sarà quello di eccellenza, sempre con le nostre telecronache, i nostri servizi, le nostre interviste. E allora ieri sera, tra l'altro, anche per quanto riguarda eccellenza e promozione, si sono giocate delle gare di coppa che riguardavano determinate squadre. Vediamo i risultati: Istrana Montello 1-1, Giorgione batte Godigese 2-0, partitissima tra Portogruaro e Porto Mansuè finita 1-1, a Spresiano Treviso Academy batte Lovis Spresiano 2-0, Vazzola batte Villorba 1-0, qui passa il Vazzola ai danni del Treviso, che quindi perde il primo appuntamento. Opitergina Caorle 1-1 con l'Opitergina che passa il turno. Passa il turno anche l'Eclisse Careni Pievigina, che sul proprio campo al D'Agostin ieri sera ha pareggiato 2-2 con il Vittorio Falmec dopo essere andata sotto di 2-0, ma ci ha pensato lui, Alberto Dell'Andrea, uno dei protagonisti, ai nostri microfoni. Dell'Andrea, volevate il passaggio di turno, ci avete messo un pochino, però poi sono arrivati questi due bellissimi gol. Sì, dai, oggi siamo partiti un po' in sordina. Alla fine nel secondo tempo ci siamo parlati tra di noi e abbiamo capito che così non andava e bisognava dare un cambio di passo e soprattutto far sentire che siamo in casa nostra e non è che possono venire a far terra di conquista come domenica. In effetti il primo tempo loro hanno giocato molto bene, palla che stentavate a prendere, poi invece, come hai detto te, vi siete parlati, è cambiato, ed è cambiato anche Dell'Andrea, che ha fatto 2 o 3 cose veramente interessanti. Sì, dai, diciamo che intanto abbiamo cominciato con un modulo che non abbiamo mai provato. Alla fine il mister ha visto subito che uscivamo e non riuscivamo a prenderla, ha cambito modulo, quello solito, e abbiamo cominciato a fargli male. Insomma, adesso andate avanti, Zanetti l'ex vi ha colpito, però andate avanti voi. Sì, andiamo avanti noi, è la prima volta che passo la Coppa, che passo il primo turno, quindi vediamo cosa succede, è sempre bello. Di buon auspicio. Sì, dai, speriamo bene. Bocca al lupo. Grazie mille anche a voi, arrivederci. In bocca al lupo all'Eclisse e a Dell'Andrea, che per la prima volta passa il primo turno in Coppa. Passiamo al basket, perché c'è una partitissima questa sera al Palaverde di Carità di Villorba. Arriva il Fenerbahce, la squadra turca, con tanti ex giocatori, ex dirigenti all'interno che hanno fatto la storia del Benetton Treviso, e questa sera la famiglia Benetton ricorderà Gilberto, scomparso, e lo farà all'interno del proprio Palaverde, lo farà all'interno di questa gara che vedrà di fronte TVB e Fenerbahce in questo ricordo bellissimo questa sera. Vi ricordo anche di andare prestino alla biglietteria, perché nel parcheggio antistante vicino al Palaverde c'è il Circo Orfei e quindi qualche problemino di parcheggio ci sarà, quindi anticipate magari la presentazione alle biglietterie del Palaverde. Per quanto riguarda il basket è tutto. Vediamo al volley, perché ieri sono arrivate tutte o quasi le nazionali, non solo le italiane, all'Imoco Volley Conegliano. Noi abbiamo fatto un purpurì, però oggi cominciamo con lei che è la perla preziosa dell'Imoco Volley Conegliano, la richiesta di tutto il mercato che voleva Paola Egonu, ma lo ha avuto l'Imoco Volley Conegliano. Ecco le sue prime parole. Fresca dopo una settimana di riposo e pronta per iniziare questa nuova avventura. Un'avventura che arriva dopo un europeo che insomma qualche soddisfazione l'ha data, anche e soprattutto personalmente. Personalmente no, però di squadra assolutamente. Avremmo voluto fare molto di più, però tutto quello che non siamo riusciti a dimostrare quest'estate ce lo terremo per il prossimo. Quindi c'è la rabbia di questo personalmente no, quindi che trasferirai tutta sull'Imoco? No, delusione, non rabbia. Però positiva, perché adesso ti scatenerei qui. Sì, assolutamente.
qui trovi compagni di nazionali, trovi amiche, trovi anche parenti, perché c'è Terry. Quanto è importante per te l'ambiente in cui lavori per esprimerti al meglio? Non è così tanto importante perché dobbiamo essere capaci di adattarci, quindi è una bella cosa in questo momento, però non è una cosa indispensabile per me. Stavi guardando Volos, abbiamo chiesto prima quando arriverà al 100% questa palla per te, è giusta? Presto, secondo me un paio di allenamenti ancora e ci saremo. Ah sì? Proprio. Certo. Il presidente Garbellotto ha detto giochiamo per 5 trofei, credo che almeno uno lo porteremo a casa. Ti basterebbe un trofeo su 5? Assolutamente no. Il mio obiettivo è vincere tutto, quindi sono concentrata sul mio obiettivo, penso che tutte noi pensiamo questo e niente, non ci tiriamo indietro. Anche perché il mondiale te l'hai riguadagnato sul campo, vincendo la Champions League, quindi meriti di giocare questo mondiale. Se fossi rimasta a Novara, sì, ma questa è una nuova avventura, quindi penso che sia una possibilità che abbiamo in più e la sfrutteremo sicuramente. Ci tengo tanto perché comunque è lo scudetto del campionato italiano e siccome mi manca questo scudetto spero di essere in grado di vincerlo con questa squadra. Non hai avuto paura di esprimerti dopo l'Europeo sulle critiche dei tifosi? Qui Conegliano è il pubblico migliore d'Italia e il secondo migliore d'Europa. Hai già avuto un contatto con loro? Domenica ci sarà per la presentazione. Li ho avuti soltanto come avversari, però posso immaginare quanto calore e supporto possano dare alle ragazze in campo. Questa era Paola Egonu con maglia con il tricolore che lei non ha ancora conquistato e che ci apprestiamo e che speriamo possa conquistare con la maglia dell'Imoco. Allora lasciamo l'Imoco e passiamo al Benetton Rugby. Dopo la prima amichevole a Monigo contro le Zebre persa per 19-12, domani sera si gioca a Parma la rivincita, chiamiamola così. E allora noi siamo andati a sentire alla Ghirada il tecnico degli avanti e delle touche Marco Bortolami. Siamo ai primi allenamenti della dopo prima amichevole con sconfitta. Su cosa state lavorando? Stiamo lavorando un po' sulle nostre strutture che ci serviranno per la prima partita contro l'Einster. Qualcosa si vedrà già venerdì prossimo, qualcosa no. Credo che sia stata una prima partita diversa da quello che ci aspettavamo, ma i giocatori sono motivati a lavorare e a sistemare le cose che non sono funzionate. L'hai detto tu, ci aspettavamo un'altra partita, è stata una partita dove si è lavorato quasi esclusivamente in difesa, come diceva Baravalle, poi che è stato il meta man, ma dice sì, per vincere bisogna anche segnare. Sì, abbiamo difeso bene, credo, siamo stati anche fisici, la volontà c'era, il problema è che la disciplina non è stata buona. Queste sono decisioni che i giocatori devono prendere sul campo, prendere delle buone decisioni, troppo spesso siamo stati penalizzati giustamente, per cui dobbiamo essere molto più attenti e molto più puliti se vogliamo far sì che la nostra fisicità e anche il nostro attacco entri in gioco. È chiaro che è stata una sconfitta con le Zebre che brucia un pochino, qualcuno ha analizzato, ha detto è il primo passo falso, c'è anche da dire che c'era un 15 che magari non rivedremo nemmeno più così. I giocatori sì, sono quelli, molti li rivedremo anche nelle prime 3 partite di campionato, per cui credo che sia stata una partita difficile, una sconfitta prima di tutto contro noi stessi e gli standard che vogliamo avere, per cui ci siamo concentrati molto su questo. L'avversario ha fatto una buona partita, ma credo che abbiamo molte frecce al nostro arco che non si sono viste. Ripeto, il focus dei giocatori e la loro capacità di prendere delle buone decisioni, soprattutto in difesa, ci garantisce di essere pericolosi. Mi aspetto una prestazione sotto questo punto di vista venerdì prossimo completamente diversa. E il venerdì prossimo si riferisce a domani per l'appunto per la rivincita contro le Zebre. In attesa di sapere il risultato noi ci risentiamo e vi diamo appuntamento a domani.